Che la Guardia di Finanza aderisce alla campagna di screening prevista dall'ASP di Agrigento. Sì, e devo ringraziare il comandante Baron per questa entusiastica adesione. Quindi oggi è importante cercare di diffondere sempre più la cultura della prevenzione. Prevenire significa arrivare prima, lo slogan che abbiamo adottato è quello "io non perdo tempo", lo slogan è proprio per dimostrare che il tempo è il nostro nemico. È come noi abbiamo la chat in cui parliamo di prevenzione che abbiamo chiamato sliding door, cioè sono delle porte scorrevoli. Tu, non so se ricordate il film, tu puoi entrare e fare la prevenzione e la tua vita ha un disegno, tu puoi rinunciare e la tua vita potrebbe avere un disegno completamente opposto. Quindi oggi prevenire è fondamentale, e quello è il cambio culturale che dobbiamo dare, anche cercando di sensibilizzare la popolazione su questo. L'importante della prevenzione è anche che riduce quelli che possono essere poi i costi della malattia. Non sono solo costi biologici, ma anche costi reali, costi economici che riguardano la scarsa produttività, ad esempio non solo di chi ha la disgrazia di avere un tumore, ma anche dei familiari o dei parenti che assistono e che devono rinunciare ad andare a lavorare. Ecco che oggi è importantissimo investire in prevenzione. Bastano piccole cose. Per quanto riguarda il colon retto basta fare un kit per la ricerca del sangue occulto, per quanto riguarda il tumore della mammella basta rivolgersi ad un qualsiasi ambulatorio di radiologia della nostra provincia, e per quanto riguarda invece il tumore della cervice e del collo dell'utero basta andare in uno dei nostri consultori. È così facile, io non perdo tempo. Non c'è dubbio, ma soprattutto non bisogna perdere tempo, perché è importante agire da subito per individuare quelli che possono essere profili di rischio. La Guardia di Finanza ha accolto con estremo entusiasmo questa proposta dell'ASP di Agrigento di partecipare e farsi cassa di risonanza a questa iniziativa. Il nostro obiettivo è quello di contribuire a individuare per tempo quelli che sono essere i profili di rischio. Una indagine precoce consente di incrementare notevolmente le possibilità di cura e di elevare quindi il miglioramento della salute. Siamo finanzieri, siamo operatori in servizio, ma siamo anche cittadini di questo territorio e vogliamo contribuire cercando di stare bene, poter fare bene il nostro servizio e rispondere alle esigenze della cittadinanza.